Siamo a inizio del 1600, siamo nell'epoca vicereale. Napoli era ridotta a un rango di colonia in qualche modo. I re spagnoli, Carlo V, Filippo II, rimangono in Spagna. Qui tenevamo i viceré, Don Pedro di Toledo, Don Ignazio Zuniga, tutti che a poco mannavano il chiuro re, secondo i napoletani. Beh, Napoli era racchiusa nelle mura difensive, era già una delle più grandi città europee. Cosa accadeva però? All'interno del centro storico il fitto reticolo di strade impediva la realizzazione di grandi spazi per fare mercato. E allora i mercati si avettero a fare per forza all'esterno delle mura difensive. Dove era il Castello del Carmine verso sud si realizzò quella che oggi chiamiamo Piazza Mercato, il più grande mercato cittadino, dove era grosso modo oggi il porto di Napoli, Piazza Carità, diciamo così, grosso modo fu realizzato il mercato del porto a Bascioport, dove nasce la locuzione Vagapurt Panarapest, che poi diventa Vagapurtice Panarapest. In realtà sono arrivato fino al mercato del porto per una semplice rapa. Da quest'altro lato, alle mie spalle, dove c'è l'attuale Piazza Dante, io sono a Portalba, ma nel 600 Portalba non c'era ancora, fu realizzato un altro mercato soprattutto di generi alimentari e in opposizione al grande mercato di Piazza Mercato, qui fu detto Mercatello e il largo all'esterno, l'attuale Piazza Dante, fu detto appunto largo del Mercatello. Solo che i napoletani che abitavano nel centro storico, qui siamo alla fine di via Tribunale, San Pietro a Maiella, per arrivare al mercato del Mercatello, l'attuale Piazza Dante, dovevano fare, qui non c'era Portalba, come fare? Bisognava prendere o via Costantinopoli, arrivare a Piazza Capurri, che allora si chiamava Ularghe Rippigne, alle Fosse del Grano, l'attuale via Pessina grosso modo, e poi si arrivava là, bella camminata. Oppure bisognava andare di qua verso via San Sebastiano, poi si faceva Spaccanapoli, a Porto lo Spiritus Santo e si dice no, troppo faticosa. I napoletani, sapete, posti davanti a un divieto sviluppano un istinto immediato, sapete che fecero? Cominciarono a fare un purtuso nella torre, diciamo, di guardia che c'era appunto all'interno delle mura difensive e cominciarono quindi a fare una sorta di passaggio abusivo. Ovviamente le autorità chiudevano il purtuso, il pertugio, i napoletani lo riaprivano, si chiudeva, si riapriva, chi frava che sfrava che non perde mai tempo, fino a che a un certo punto nel 1625 il viceré napoletano, il duca d'Alba, il cui vero nome era Don Antonio Alvarez de Toledo, un parente dell'altro diciamo Don Pedro di Toledo, decise la costruzione di una porta. Vabbè, facciamo contenti i napoletani e aprono questa porta meravigliosa che congiunge praticamente il largo del Mercatello col centro antico di Napoli, nasce la Porta Alba. E così era nata una delle più belle porte napoletane, a doppio ingresso dal centro storico e verso il largo del Mercatello. Fu Carlo di Borbone, a metà del Settecento, a ridisegnare il largo del Mercatello, divenne Foro Carolino, quello che attualmente è il convitto Vittorio Emanuele. Il figlio di Carlo, Ferdinando IV Borbone, dà un grande contributo allo sviluppo della strada. Da mercato ortofrutticolo in prevalenza diventa luogo di tipografie, luogo di librerie, luogo di cultura. Non dimentichiamo che a metà del Settecento Napoli aveva il numero più alto di tipografie in tutta Europa e tipografia vuol dire comunicazione, vuol dire libertà di stampa, vuol dire libertà. La porta del Duca d'Alba in realtà a lungo venne chiamata Porta Ciuscella, sì, perché qui sul lato della via di San Sebastiano, del convento, c'era un grande albero di carruba che in napoletano è appunto a Ciuscella. Ora voi penserete che però il termine ufficioso Porta Ciuscella non veniva usato negli atti ufficiali, no, niente affatto. La lapide che è alle mie spalle infatti è una lapide che parla del divieto di sostare in questa zona per garantire il passaggio continuo di persone e di carrozze e fa riferimento preciso non alla Portalba, bensì alla Porta Ciuscella. E dopo secoli, ancora oggi Portalba, questo meraviglioso passaggio fra le due porte, è il punto di riferimento di chiunque voglia trovare un libro a buon mercato nella città di Napoli. Le librerie hanno creato un'associazione culturale per valorizzare questa risorsa territoriale molto importante. Tutto grazie a un signore che si chiamava Antonio Alvarez de Toledo, duca di Alba.